Buonasera e bentrovati con le voci di Verona. I diritti dei bambini durante il lockdown e nella fase 2 sono stati in parte dimenticati o sicuramente non attenzionati a dovere. Tante le categorie che hanno denunciato questa assenza di pensiero proprio sui bambini, sulle loro attività e anche sulle sorti delle famiglie, ma soprattutto delle mamme lavoratrici a casa, delle freelance che si sono viste sobbarcate di un ulteriore impegno familiare quadruplicato in tantissime situazioni. Ne parliamo con Valentina Infante, che è mamma di 3 bambini e freelance, e così anche Elettra Bertuco, che è mamma di altri 2 bambini e lavora anche lei come freelance. Grazie a Valentina, grazie a Elettra per essere con noi. Valentina, ti chiedo subito quali sono state le difficoltà principali di questo periodo. Parliamo sia del lockdown che anche della fase 2, perché sappiamo che poco è cambiato per i bambini. Ho dovuto gestire una situazione di lavoro da freelance in completa emergenza, perché se lo smart working era per me come freelance la realtà prima della quarantena, è molto diverso lo smart working è stato molto diverso, insomma, gestire le cose smart working con i bambini in casa. Infatti io non parlerei di smart working, parlerei di lavoro da remoto in totale emergenza, che sono 2 cose completamente diverse. Gestire 3 bambini in casa con il lavoro da fare, che per quanto rallentato comunque ho portato avanti per quanto possibile, è stato sicuramente molto, molto complesso ed è comprensibile. Il più piccolo ha 10 mesi, quindi anche solo averne uno di 10 mesi in casa è sicuramente non facile, anche semplicemente fare delle videoconferenze è diventato insomma piuttosto complesso, ecco. Beh, diciamo che come mamma sicuramente in generale sono preoccupata in questo momento per la salute e per il futuro delle mie figlie, questo è naturale. Però invece come donna e come libera professionista sono un po' amareggiata, no, da questo silenzio sulla gestione dei bambini, perché alla fine nel momento in cui non è stata stabilita alcuna normativa per la gestione dei figli, c'è stato un po' questo tacito accordo per cui è normale che una donna si trovi nella condizione di dover rinunciare al lavoro per poter stare dietro ai bambini. E quindi questo chiaramente mi ha messo in grossa difficoltà, anche perché, come sanno tutti i liberi professionisti, non è un lavoro come può essere quello, cioè mio marito per esempio fa il lavoratore dipendente, lui in realtà non è mai stato a casa in questo periodo perché la sua azienda non ha mai chiuso, però gli amici dove c'erano papà che lavoravano da dipendenti o mamme che lavoravano da dipendenti comunque si sono trovati in cassa integrazione, che è sicuramente una situazione di grossissima difficoltà economica e di vita, però hanno quantomeno una prospettiva di rientro ad un certo punto, mentre invece un libero professionista non può permettersi di interrompere drasticamente l'attività lavorativa per mesi. Io non ho potuto farlo nemmeno quando ho partorito, cioè entrambe le volte. Io ho lavorato fino al giorno prima del parto e dopo un paio di settimane avevo già ripreso, perché comunque devi avere un giro per cui non puoi fermarti dall'oggi al domani e dire vabbè fra 6 mesi poi ricomincio, perché poi quando ricominci ci vuole il tempo di trovare i lavori, svolgerli, fatturarli e tutto il necessario, insomma. Ecco. Per quanto riguarda, diciamo, gli strumenti che il governo ha messo a disposizione per le famiglie, come avete trovato, come giudicate il bonus babysitter? Allora, la questione del bonus babysitter è una questione che mi ha lasciato perplessa, se non dire allibita, nel senso che purtroppo è uno strumento, al di là del fatto che tante persone non hanno ancora capito che è uno strumento una tantum, che i 1.200 euro non sono tutti i mesi, ma sono una tantum. Ma la cosa che mi ha lasciato più perplessa è che praticamente esclude qualsiasi altro tipo di strumento di supporto. Elettra, invece, per quanto riguarda la didattica online, sappiamo che è stato un enorme lavoro, una rivoluzione per il mondo della scuola, ma è ricaduta anche tanto sui genitori. Lei ha, diciamo, la doppia veste, sia di mamma, anche se ha 2 bimbe piccole, ma anche di formatrice. Come è andata questa esperienza con la didattica online?
Sì, allora io per fortuna non ho a che fare con la didattica online in termini di scuola per le figlie, ecco, nel senso che comunque io le ho entrambe iscritte al nido comunale e il Comune di Verona ci ha messo a disposizione un portale con le maestre con cui fare dei brevi incontri, scambio di materiali, piccoli video con le bambine, però non è come la didattica online che fanno ad esempio i miei nipoti che vanno alle elementari. Però io invece la didattica online l'ho vissuta come docente, nel senso che comunque io, oltre che fare la videomaker, faccio anche la docente di inglese per vari enti di formazione, quindi formazione per adulti, e ho classi da 10-12 persone a cui devo insegnare inglese. Quindi, beh, innanzitutto questo è, appunto, come diceva prima Valentina, lo smart working è un'altra cosa, perché per il lavoro da videomaker ho potuto organizzarmi nel lavorare magari quando le bambine dormivano, la sera, la mattina presto, eccetera, mentre invece con la didattica online ho degli orari ben precisi e in quelle 4 ore, perché io faccio blocchi da 4 ore, le bambine non ci possono essere in casa, quindi o comunque non possono essere nella stessa stanza in cui sto insegnando io. Perciò è una gestione completamente diversa. E poi anche proprio per quello che è il mezzo, io devo dire che secondo me ha messo un po' a nudo anche le problematiche che abbiamo nel nostro paese in termini sia di infrastrutture, perché vedo i miei studenti hanno delle grosse difficoltà tecniche, ma anche di connessione, ma anche di tipologia di computer che magari non supporta determinati portali, e anche le competenze digitali, che comunque sono una grossissima carenza. E quindi è una grossissima difficoltà. Io mi immagino anche una mamma che si ritrova a dover utilizzare un portale online per fare le videoconferenze con i bambini, e se uno non ha determinati tipi di competenze, non è che ci si può aspettare che il bambino un bambino di 6 anni, lo metti davanti al computer e gli fai fare i compiti, vero? Per 8 ore al giorno, 6 ore al giorno, quello che è. Quindi, insomma, è sicuramente da ripensare questa cosa. È andata benissimo, naturalmente, per l'emergenza, perché poi, cioè io questo lo dico sempre, non è che io avessi la soluzione in tasca, vero, in questa situazione, mi rendo conto che in un'emergenza si fa un po' quello che si può, ecco. Però adesso sono passati 3 mesi, bisogna che pensiamo a delle soluzioni decisamente alternative a questa cosa. Ci sono anche delle opportunità nascoste, immagino come in ogni esperienza ci sono i due volti. Allora, assolutamente sì, diciamo che sono due cose diverse. Come ho vissuto da mamma la didattica online, non l'ho vissuta in modo drammatico, nel senso che per fortuna io le competenze le ho e soprattutto, insomma, noi abbiamo tutti gli strumenti e siamo una famiglia fortunata in questo caso. Ci sono famiglie che non hanno gli strumenti per farlo e quindi credo che siano stati più in difficoltà di noi. Detto questo, la didattica online per un bambino di 7 anni, il mio grande va alla seconda elementare, non è sicuramente una didattica che può funzionare nel lungo periodo. Diciamo che, come ha detto giustamente Elettra, è una didattica di emergenza. Anche qua bisognerebbe dare i nomi giusti alle cose. Dovevamo chiamarla didattica dell'emergenza, DDE, non DAD, perché effettivamente gli insegnanti non erano pronti, tanti genitori non erano pronti, e lasciare un bambino per tante ore davanti al PC sicuramente non è la scelta ideale, e comunque vanno seguiti. Io non lascio mio figlio davanti al PC da solo, me ne vado e faccio dell'altro. Sono lì con lui o sono in una stanza a fianco perché salta la connessione, perché ci sono dei problemi, perché comunque non ama il microfono. Insomma, non è così facilmente gestibile come qualcuno ci vuol far credere. E soprattutto le video lezioni alla fine insomma, sono una minima parte rispetto al lavoro che una mamma si è trovata a fare nella gestione quotidiana dei compiti, delle spiegazioni, del supporto. Ci siamo un po' dovute sostituire in certi casi agli insegnanti, senza togliere niente al ruolo dell'insegnante, ok? Però è così, è stato per forza così. Dal punto di vista dell'insegnante, devo dire che io, lavorando con i ragazzi di 20 anni, io insegno un ITS, un istituto tecnico superiore, e ci sono state anche delle cose positive, al di là del fatto che io stessa ho avuto comunque delle difficoltà all'inizio e che invece magari nell'ultima lezione mi sono detta finalmente sono riuscita a fare una lezione come volevo io, no? Perché comunque prendi anche confidenza con determinati tipi di strumenti e anche con la gestione della classe. Io faccio blocchi di 2-3 ore perché sono un po' più fortunata di Elettra, nel senso che ci hanno permesso di fare delle lezioni un po' più brevi e quindi insomma sono impegnative ma si riescono a gestire.
E detto ciò, se a settembre dovessimo ripartire con la presenza in aula, io comunque sarei più contenta, perché i ragazzi tu li vivi meglio in aula, vedi i visi, interagisci con loro, hanno bisogno di essere stimolati, hanno bisogno di stare in classe, di fare lavori di gruppo, di stare insieme. Quindi c'è anche un aspetto proprio psicologico, emotivo, sociale, al di là dello strumento, che va oltre al semplicemente trasmettere delle nozioni. In questo periodo avete visto cambiare un po' i vostri bambini? Sono stati anche loro fortemente sotto pressione, il loro benessere è stato comunque, lo sappiamo, è stato un momento di emergenza per tutti, ma loro hanno visto sacrificati molti attimi, molte ore della loro giornata che prima avevano una routine molto diversa. È stato molto difficile, anche perché appunto le nostre bambine sono molto piccole, quindi in realtà loro frequentano il nido, che non dimentichiamocelo, perché io ho dovuto leggere con grande rammarico dei commenti in questo periodo ad articoli o comunque a post anche su Facebook di persone che un po' accusavano le mamme di voler riaprire le scuole per parcheggiare i figli, no? E invece secondo me è importante sottolineare che i servizi dell'infanzia, quindi lo 0-6, come si parla adesso tanto, non è solo, è anche senza dubbio un sostegno alle famiglie per poter andare a lavorare, però è soprattutto un progetto pedagogico, un progetto di socialità, un progetto di competenze acquisite dai bambini. Io ho visto un abisso nelle mie bambine, soprattutto nella piccola, che ha frequentato da ottobre a febbraio, appunto, e quindi quando hanno chiuso la scuola lei aveva 11 mesi e adesso appunto ha 1 anno e 1 mese, e non ho visto lo stesso non ho visto la stessa bambina di prima, nel senso che comunque lo stile di attaccamento si è modificata l'autonomia di questa bambina, perché comunque questa bambina è passata da una situazione dove c'era una sua routine fatta di altri bambini, fatta di una maestra meravigliosa, fatta di un ambiente nido che io non smetterò mai di lodare, perché è stata un'esperienza eccezionale quella della frequenza del nido per noi, e si è trovata improvvisamente ad essere full time a casa con la mamma e con una sorella più grande che però giustamente ha delle esigenze completamente diverse, e quindi è stata insomma molto penalizzata secondo me. Anche la grande comunque, nella grande per esempio ho visto dei momenti di forte regressione, perché per contro la grande, stando sempre a casa con una bambina più piccola, lei è sempre stata una bambina molto indipendente, ha ricominciato a volere il ciuccio per dormire, ha ricominciato a volere il biberon, cioè ha cominciato a chiedermi delle cose che erano mesi che ormai non neanche voleva fare più. E in più è in totale contrasto con noi, cioè siamo in una fase che, per carità, tutti ti diranno che quando hai bambini di 2-3 anni c'è la fase del no, di terrible two, eccetera, però qua insomma c'è una gestione diversa ed è molto più difficile gestire una bambina che ha un momento di opposizione. Se sei a casa tutto il giorno e non puoi farle fare nulla che non sia vai a giocare in camera tua, vai a giocare sul balcone, che noi siamo molto fortunati, abbiamo un balcone enorme, quindi perlomeno un minimo di sfogo c'è stato in questi mesi. Però spero e mi auguro che sì, che si riesca appunto a ripartire e che centri estivi e nido estivo siano veramente frequentati, anche perché è importante anche dare un segnale da parte delle famiglie, al di là di quello che può dire qualcuno rispetto al parcheggio o non parcheggio, e vorrei finalmente nel 2020 non dover più parlare di queste cose, perché abbiamo diritto, genitori hanno il diritto di lavorare, le mamme hanno il diritto di lavorare e i bambini hanno il diritto di stare tra di loro, quindi hanno il diritto alla socializzazione, hanno il diritto a stare con persone in figure di riferimento diverse da quelli che sono i genitori, uscire da questa relazione adultocentrica e riuscire a riappropriarsi delle proprie relazioni umane, cioè il bambino ha bisogno di stare con i bambini, e soprattutto anche di quel concetto per cui solo io genitore sono in grado di dare qualcosa a mio figlio. Io credo proprio di no, che sia importante e fondamentale stare anche con adulti diversi, che sono in grado di trasmettere cose diverse, valori diversi, e soprattutto vorrei dire che sarà importante, sarà fondamentale la riapertura dei nidi, e sarà importante e fondamentale la riapertura dei centri estivi dove i bambini non solo socializzano, finalmente tornano a stare insieme, ma soprattutto quelli che magari frequentano circoli sportivi, attività sportive, finalmente riescono a fare del movimento, perché non dimentichiamoci che fino a ieri, cioè fino a prima del lockdown, una delle cose fondamentali che
che la pedagogia, che la società, no? Diceva è che i bambini hanno il diritto e il dovere, non solo il diritto ma anche il dovere, di giocare, di fare sport, di fare movimento, di stare all'aria aperta, di stare con gli altri bambini, quindi basta digitalizzazione e spazio finalmente alla propria vita. Non avete nessun tipo di timore a livello proprio di salute per i vostri bambini? Perché sappiamo che comunque gli asili, nonostante tutte le precauzioni che si possono prendere anche prima del Covid, erano un po', si sapevano un po' un ricettacolo anche per raffreddori, influenze. Ecco, quali sono le vostre preoccupazioni, se ci sono? Io credo che in generale, ma soprattutto per quello che riguarda la fascia 0-6, dobbiamo assolutamente cominciare a ragionare non in termini di rischio zero, ma in termini di minor rischio possibile. Anche perché poi la situazione è che adesso ormai è fine maggio, l'anno scolastico bene o male è concluso e quindi vabbè, giustamente è importante aprire uno spazio per l'estate, però il vero problema sarà a settembre, ottobre, cioè soprattutto poi quando arriverà la brutta stagione e quindi gli spazi aperti saranno disponibili in maniera relativa. Secondo me è importante subito iniziare a vedere come può funzionare questa cosa, cioè nel senso che comunque la frequenza estiva, secondo me, sarà importante anche come banco di prova, anche per il corpo docente, per le maestre, per il personale della scuola, perché non dimentichiamoci che cioè, noi mamme non abbiamo nessun interesse a rimandare i bambini a frequentare uno spazio nido che non sia messo in sicurezza per tutto il resto del personale, vero? E questo è fondamentale. Poi però è vero anche che, per esempio, nella mia situazione, mandare la bambina al nido significa alleggerire la nonna, perché in questo momento per me i nonni sono stati un aiuto fondamentale, che in realtà erano proprio quelli da tutelare in questo momento. Si sente tra due fuochi anche lei, Valentina, in questo senso, il ritorno a scuola? Devo dire di no, perché allora io non ho la grande fortuna di sfruttare i nonni a 360 gradi, nel senso che la mia mamma c'è, però insomma mi può dare un aiuto relativo anche perché lei lavora ancora, per cui insomma non può essere una nonna a tempo pieno. Dall'altra parte i genitori di mio marito, ecco, quello siamo un po' un sandwich noi, nel senso che i genitori di mio marito sono entrambi in casa di riposo e quindi non possono darci una mano, noi li tuteliamo nel senso che loro sono lì e non possiamo andare a trovarli, questo ovviamente è un limite ed è un dispiacere, però non ho lo stesso tipo di problema morale, diciamo. Quello che dico è che sicuramente questi mesi estivi fungeranno anche effettivamente da test rispetto a quello che succederà a settembre-ottobre. Io non ho paura di rimandare i miei bambini, perché comunque i miei bambini socializzeranno comunque quest'estate, cioè non possiamo permetterci e pensare di tenerli in casa per un'estate intera, perché sarebbe deleterio a livello proprio psicologico, sociale, cioè vorrebbe dire riportare dei bambini a settembre, a ottobre, che per mesi sono stati blindati al sicuro da qualsiasi tipo di rischio. La vita, come diceva Elettra, non è a rischio zero, per cui pensare di non metterli a rischio in nessun modo, l'unico modo è forse chiuderli in casa, ma neanche tanto, perché se comunque noi ricominciamo ad avere una vita normale, come mi auguro che sia, ma comunque a stretto contatto con altre persone ed è probabile che il rischio di contagio insomma ci sia. Quindi io spero e mi auguro che invece strutture come queste, come il nido, dove ci saranno delle regole e sono sicura che le regole verranno rispettate in modo ferreo, saranno invece una messa in sicurezza di questi bambini, perché in questo momento specifico dove stanno nascendo anche tantissime strutture, passiamo il termine, tantissimi gruppi di gioco improvvisati, dove le mamme si autogestiscono e dove effettivamente il controllo non potrà esserci. Quindi cos'è più rischioso effettivamente? Vi ringrazio per aver tracciato così bene tutto il panorama del mondo dei genitori, delle famiglie e delle mamme lavoratrici freelance. Grazie a Valentina, grazie a Elettra e grazie anche a chi è rimasto con noi fino a questo momento. Le voci di Verona tornano domani.